Esistono profumi freschi come guance di bimbi, dolci come oboi, verdi come giovani fronde, profumi corrotti, intensi, che si mettono in mostra, come l'incenso, l'ambra, che a noi in atomi portano il respiro dell'infinito e cantano alla nostra anima le delizie più sublimi. Charles Baudelaire. Buongiorno a tutti da Fatima e come ogni settimana sono qui per parlarvi di benessere. Devo dire che inizialmente ho pensato che scegliere come argomento trainante di oggi l'aromaterapia mi sembrava abbastanza riduttivo, perché identifica solo un uso dei tanti che si possono fare e che si possono attuare per godere dei benefici delle piante, dei fiori, dei semi, delle radici, del legno, della corteccia, delle resine, di tutto ciò che Madre Natura ci dona e ci mette a disposizione. Infatti l'aromaterapia agisce generalmente in sinergia sicuramente ad altri metodi volti a creare benessere, però anche lo stesso uso degli oli essenziali, però l'aromaterapia è lasciarsi avvolgere e respirare e odorare questi profumi, per cui mi sembrava riduttivo, ma in realtà in alcuni stati come l'Inghilterra, la Russia, la Francia e gli Stati Uniti, questo termine aromaterapia non significa solo l'utilizzo olfattivo delle erbe e delle piante, ma tutto ciò che viene impiegato identifica tutto ciò che in fitoterapia viene impiegato sia a uso interno che a uso topico, per cui massaggi, ogni tipo di applicazione a livello fisico, bendaggi, queste cose qui, impacchi, e quindi un'applicazione esterna contempla l'uso dell'inalazione e l'uso interno appunto per bocca. L'aromaterapia in realtà è un ramo della fitoterapia che si avvale appunto degli oli essenziali, ma anche delle resine, di tutti i profumi benefici o anche curativi delle piante nella loro interezza, quindi utilizza per alcune problematiche magari le radici, per altre magari la corteccia, per altre ancora qualche goccia di olio essenziale. Utilizza la pianta nel suo insieme. Potrebbe utilizzare anche i semi, cioè proprio tutto ciò che fa parte della pianta, del regno vegetale. In realtà l'aromaterapia nella sua globalità, oppure se vogliamo la fitoterapia, non è un'arte moderna, è un'arte antichissima, al contrario, è stata usata anticamente proprio come cura. E anche qui l'Oriente ci ha preceduto, perché la diffusione, oltre ad essere più ampia, è anche più costante in Oriente rispetto all'Occidente, che in realtà predilige la medicina tradizionale, a quella alternativa e olistica, perché non è proprio nella nostra cultura, mentre è dell'imperatore cinese Shen Lung il testo di medicina erbario che descrive 365 specie di piante e come curarsi e il loro utilizzo, ed è stato scritto nel 2700 a.C. E sempre nel 2650 a.C. un altro imperatore cinese, Wang Ti, ha scritto un'opera che sembra essere il fondamento dell'agopuntura, ma è un testo sull'uso di essenze aromatiche associate al massaggio come tecnica medica, intitolato Classico di medicina interna dell'imperatore giallo.
dove sono descritti non solo per i loro scopi curativi, ma anche per spesso legato a motivi religiosi, per cui in questo libro sono descritti anche come vengono usate per le pratiche religiose l'oppio e lo zenzero. E in realtà in Oriente l'uso delle piante era spesso legato, oltre che alla terapia, alla religione e anche alla magia, come fossero state un'unica cosa. In Cina sono state trovate delle testimonianze risalenti a 5.000 anni fa sull'utilizzo di radici di calamo e di foglie di artemisia come per l'igiene personale, ma forme di aromaterapia venivano praticate anche nell'antico Egitto e in India, dove troviamo il testo medico Ayurveda che testimonia come gli oli essenziali venivano usati e curavano malattie sia fisiche che psicologiche, e da lì l'Ayurveda, che è appunto questa tecnica indiana e che comunque è curativa, ma sono ancora usati tutt'oggi. In occasione della puntata sulla cromoterapia abbiamo parlato di un medico alchemico, un persiano, Ibn Sina, meglio conosciuto come Avicenna, 980-1037 a.C. A lui è attribuita la scoperta del processo di distillazione, di conseguenza l'abbinamento dell'alcol agli oli essenziali. E i progressi farmaceutici e la produzione dei profumi sono stati possibili grazie appunto a questa scoperta, e che i persiani poi hanno esportato sia in India che in Cina, ma anche in Europa, e dove poi è stata usata non solo a scopo terapeutico ma anche a scopo culinario. Mentre in Occidente durante il Medioevo l'uso, lo studio, la conoscenza delle piante veniva mistificato, manipolato, perseguitato, represso e scoraggiato, in Oriente succedeva il contrario, per cui spezie e piante aromatiche conseguivano sempre un maggiore valore, non solo per il significato terapeutico, ma anche per la valenza quasi magica, data l'importanza che assumevano nella cura dello spirito e nell'ottenimento di un equilibrio energetico, che veniva raggiunto non solo con la meditazione e con lo yoga, ma anche grazie all'aromaterapia, e diventava parte integrante delle tecniche. Quindi l'aromaterapia non mancava mai. L'uso delle piante e degli oli essenziali, quindi questa tecnica terapeutica, fa parte proprio della cultura di quelle popolazioni, perché è in perfetta sintonia con le religioni e con la loro visione assoluta, per cui l'uomo è parte integrante della natura, e con le forze energetiche dell'universo, con la natura stessa, deve vivere in equilibrio. Per loro cultura è innato e spontaneo avere un rispetto particolare per le piante e per le spezie. Loro hanno proprio una considerazione notevole, molto particolare, molto più di noi. Però anche in Occidente noi abbiamo avuto i nostri autori, i nostri ricercatori altrettanto validi, amanti delle erbe, che hanno scritto dei testi dove suggerivano come utilizzarle a scopi terapeutici. E nonostante gli attacchi del giornalismo e della medicina ufficiale, di quella tradizionale praticamente, i loro libri continuano ancora oggi ad essere consultati, e le loro ricette delle tisane, delle pomate, i consigli su quale piante adoperare e quali no, continuano ad essere seguiti. Mi viene in mente Maria Treben, 1907-1991, autrice del testo La salute dalla farmacia del Signore. Certo, a differenza delle popolazioni orientali, noi facciamo le cose un po' a settori, non è proprio, noi conduciamo un tipo di vita diverso,
e quindi le convinzioni e di conseguenza anche il modo di utilizzare queste culture alternative è differente, per cui probabilmente anche gli effetti non sono esattamente gli stessi, non sono esattamente così forti, così immediati. Però io per ottenere benessere mi informo sicuramente per personalizzare l'olio per il massaggio, non solo nel caso di un problema specifico, ma anche più genericamente, perché se devo fare un massaggio rilassante userò la melissa e la lavanda. Se ci sono fastidiose contratture, un intorpidimento, un indolenzimento, aggiungerò all'olio base per poterle veicolare la maggiorana oppure qualche goccia di cajeput. Se ho bisogno di un effetto rigenerante cambierò il tipo di olio essenziale. Ovviamente ci sono delle avvertenze da rispettare e l'operatore deve sapere che non deve mai eccedere, perché comunque chi riceve il massaggio riceve la sua giusta dose, che viene messa nell'olio, viene miscelata nell'olio e riceve la sua giusta dose di oli essenziali, tra virgolette. Ma chi fa il massaggio si deve tutelare, perché chi fa il massaggio non lo fa una persona sola, per cui userà tanti oli essenziali in una giornata, quindi bisogna fare attenzione a questo. E quindi non si deve mai eccedere, bisogna stare attenti alle mucose, ovviamente, alle parti delicate come gli occhi. Non ci si deve esporre al sole dopo con il determinato uso di certi oli essenziali, perché il sole potrebbe fissare, e certi oli essenziali macchiano la pelle, tipo il bergamotto. Se voi mettete il bergamotto e poi prendete il sole, ve lo fissa e vi può creare delle macchie. E bisogna sempre diluirli, non vanno mai usati puri e appunto non bisogna eccedere, non bisogna superare determinate dosi anche a livello giornaliero, e bisogna osservare dei metodi di conservazione esatti, perché questi non si alterino, perché non perdano il loro potere, i loro benefici. Esistono molti testi che suggeriscono l'impiego anche casalingo per quello che riguarda gli oli essenziali, e spesso si trovano anche delle piccole ricette che si possono fare. Però quello che è importante è leggere le etichette e insomma fare attenzione a quello che si prende. Quindi io non mi soffermerò a dirvi a che cosa serve la centella asiatica, la calendula o la betulla, però è interessante comunque conoscere queste cose. Io vi dico che faccio utilizzo delle erbe perché voi possiate goderne dei benefici, e non solo quando addiziono l'olio che metterò sul corpo, che userò per massaggio, ma anche nell'aromaterapia, anche quando preparo i sacchetti Pinda Sveda che poi vengono scaldati al vapore, e quindi tutto in sinergia agisce per creare benessere, per darvi benessere. Come non trascuro la sauna, anche nella sauna userò qualche goccia di abete bianco oppure qualche goccia di eucalipto, proprio perché questo apre le vie respiratorie e aiuta nel caso anche a liberarsi delle tossine. Quindi se trovate l'argomento particolarmente interessante e desiderate approfondirlo, potete chiamarmi al 345 812 0427. Magari in una prossima trasmissione potrei parlare dei vari effetti delle piante, magari approfonditamente. Per oggi mi fermo qui, vi aspetto la prossima settimana, sempre sulle frequenze 90-60 di Radio Conigliano o dagli schermi di www.venetoglobe.com. Un abbraccio virtuale a tutti da Fatima.